Adesso Secum ovviamente. Dairaci che questa volta era andato in profondità, anticipa ancora Di Tale. Spazio centrale questa volta per Frisenda, Di Pasquale gli mette l'esterno per far ripartire il contropiede del Valderice, che però viene subito interrotto. Ioculano allarga nuovamente da destra. Nibali, Scaffidi. Spazio adesso per Calabrese, addirittura, che si è allagato, può entrare dentro l'area del 99. Calabrese va con il destro in mezzo e arriva l'1-0 di Pratico, che sblocca la semifinale. 0-1 Orlandina, segna Pratico, tanto per cambiare o lui o Ioculano. Si accende il tridente a cercare Diop, leggermente corta questa idea. Ancora Diop, spazio anche per lui, la chiama da quell'altro lato Beniraci. Visto è servito ancora il numero 7, può puntare nuovamente lui. Palla messa in mezzo, arriva Paci ancora! Sempre Paci! L'assist di Raci. Pareggia il Valderice con il solito gol del numero 20 e col solito assist per lui di Beniraci. Frisenda, ancora in mezzo al traffico, la perde però nuovamente l'Orlandina. Difficoltà fisica, Diop, grande palla questa per Iraci in aria, ancora Iraci! Ancora lui! 2-1 Valderice, prima l'assist e poi ancora il gol del 2-1. Galati ormai fa il regista quasi a centrocampo e spesso si butta lì davanti. Eccolo il numero 2, ancora Galati. Può andare avanti, la perde però Galati ingenuamente. Contropiede adesso 3 contro 4. Baci a cercare Diop che entra in area. Diop! 3-1 Valderice, anche con lo scavetto. Mancava solo lui del tridente magico del Valderice.